Al punto 5 dell'ordine del giorno di ieri in Consiglio Comunale c'era il riconoscimento del debito fuori bilancio dovuto a una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Veneto che ha riconosciuto la colpevolezza del Comune di Chioggia in una sentenza per non aver prestato nei tempi leciti l'accesso agli atti da parte di un utente. Il Comune ha deciso di pagare la sanzione e ieri si doveva decidere di riconoscere il debito. L'opposizione non si è mostrata d'accordo. I fatti si sono svolti durante il passaggio di nomine tra un'amministrazione e la successiva e la carenza di organico, il Covid e la confusione del periodo hanno fatto sì che un utente attendesse invano un incartamento. I consiglieri Segantin, Dolfini e Donà hanno appoggiato la tesi che sono situazioni all'ordine del giorno, mentre l'opposizione ha visto nell'accaduto un indice di una situazione non rosea. La consigliera Chio avrebbe voluto che i soldi per pagare la sanzione fossero tolti dalla gratifica per la produttività del dirigente responsabile. Il debito fuori bilancio è stato comunque riconosciuto al voto dalla maggioranza.